Ha fatto tappa ieri ad Agrigento e poi a Favara il Tour di Expo in Viaggio, il progetto itinerante di comunicazione ideato dal social media team di Expo Milano 2015, che racconta dell'esposizione internazionale e delle sue potenzialità di sviluppo per il territorio. Al Castello Chiaramonte di Favara diversi imprenditori locali hanno messo in mostra le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, dai dolci con l'immancabile agnello pasquale di Favara alle paste di mandorla e cannoli. Presenti anche i formaggi, i vini, il pane e le produzioni ortofrutticole rigorosamente bio. Ad alletare la serata gli allievi del Liceo Musicale Arturo Toscanini di Ribera, istituto che purtroppo rischia seriamente di chiudere i battenti. Nella sala del Telone Rosso il workshop tematico è stato curato da Stefano Mirti, responsabile del social media team di Expo 2015. A Favaro ho visto tutta una serie di cose interessanti, speciali e che quello che dicevo prima, in tutta Italia in questo momento ci sono decine di migliaia di soggetti, persone, associazioni. Poche volte nei giri che ho fatto ho visto una capacità di relazione, una capacità organizzativa, una capacità di mettere in scena dei racconti, delle storie così fine, così interessante come ho visto qui oggi. Per cui dal punto di vista mio le potenzialità sono ottime. Poi, come sempre capita, ci si inizia a conoscere, ci si prende contatto. In realtà anche qui, questa non è la prima volta che vengo, io ero già venuto perché c'era il Cultural Farm, Andrea e così via. Mi sembra che qua ci sia un po' un DNA che permette di fare un sacco di cose interessanti. A fare gli onori di casa, tra gli altri, la consulente Expo del comune di Favara, Elsa Sanfilippo. Come si sta organizzando il comune di Favara? Come avete visto, già questo è uno dei primi successi, io almeno lo reputo tale, anche perché chi viene da fuori ne sta parlando bene, quindi per me possiamo considerare questa la prima tappa di un lungo percorso che ci porterà a maggio 2015 con una rete di aziende, di prodotti e di esperienze. Soprattutto questa è un'esperienza senz'altro magari sarà vista in altri contesti, però con lo sfondo di Expo 2015, col patrocinio nazionale di ANCI per Expo, della Valle dei Templi di Agrigento e di Expo in Viaggio, quindi il social media team qui rappresentato dal responsabile Stefano Mirti, per noi è già un traguardo che ci dà tutto l'entusiasmo di continuare col supporto di tutta l'amministrazione comunale, come avete visto protagonista e presente in questa occasione, e soprattutto la cosa che mi dà più soddisfazione è la presenza e l'orgoglio delle aziende che avete visto e sono ancora in mostra stasera per poter mettere a disposizione le proprie eccellenze, già come una sorta di anteprima, una sorta di Expo che stiamo ricreando un po' in un luogo remoto rispetto a Milano.